Ciao ragazzi, non so se l'avete riconosciuta, ma questa è la cucina di Giannico Viero, è il Cogo Veneto qui a Molvena nel suo agriturismo a Collalto. Ma questa sera l'agriturismo è chiuso al pubblico, la cucina è aperta solo per gli amici, come sono scritto e come Luca che vedete là. Chi sono questi due amici? Beh, Giannico d'accordo, Luca invece è un appassionato di cucina romano e questa sera qui va in scena la sfida con le ricette romane preparate dal Veneto e dal romano. Quattro portate classiche della tradizione romana, elaborata da loro due, che si sfideranno e la sfida parte già dall'antipasto, fagioli contro soppressa. Qual è l'antipasto migliore? Sicuramente il mio, fagioli con le gotiche. Siamo d'accordo, Giannico? Sì, beh, qua che sei a Padea, qua che sei un bueo di un vedeo, 8 kg di portaerei, con questa se va in guerra, no? Con le armi, con questa. Ma oddio, Guarda. anche con i fagioli è una bella guerra poi, Oh, calcola che di sto bueo qua, Guinness un vitello, uno, Vabbè, sicché, cioè due, sicché per fare questa occorre un vedeo, poretto. però i romani non mangiavano la soppressa. No, però insomma... Sarà una bella serata. Sì. Assolutamente Oh, sì. questa non è in gara, Stefano. No, questa non è in questa gara. no. Questa No, l'antipasto no, dai. Sta per arrivare la prima portata, la matriciana, servita in due modi diversi. Poi starà a noi, in questo tavolo, con i miei commensali, con questo sistema altamente computerizzato, votare il piatto migliore, con un'ampia scelta, vedete, scelta A, scelta B. E noi avremo questo compito gravoso di stabilire se è meglio la preparazione veneta o quella romana. Insomma, ne tocca mangiare. Qual è il segreto della matriciana preparata da un romano? Allora, il segreto non c'è, è tradizione. Guanciale, pomodoro buono e tanta passione nel farlo. E naturalmente il sugo alla matriciana vuole un unico tipo di pasta, il bucatino. Ma quindi vincerai tu questo piatto? Io ce la metto tutta. La sfida è accesa, i fuochi anche. Quindi ce la mettiamo tutta e vinca il migliore. Nico, ma com'è la matriciana alla Veneto per rispondere a Luca? Beh, partiamo da una base di insaccato che è la guancia, che però se puoi mettere anche la pancetta, cioè forse con pancetta è meglio, secondo me. Però stasera è una sfida tra culture. La mia cultura che amo tanto e la sua cultura che insomma alla fine una volta si ingegnava per mangiare bene, insomma, e stasera che mi prova. Secondo primo piatto, cacio e pepe. Meglio quello romano o se meglio il vicentino? Tastiamo? Cacio e pepe gioco rigorosamente in casa. Cacio, pecorino esclusivamente romano, e tonnarello, formato di pasta tradizionale. E anche lì, ecco, la cacio e pepe è un po' più elaborata come preparazione, perché bisogna riuscire a creare questo connubio tra pasta e pecorino senza creare del formaggio filante, che poi alla fine è quello l'unico problema. E anche lì pepe buono, assolutamente. Ti vedo bello carico. Sono carichissimo. Più si avvicina l'ora della sfida, più mi trema il culo, come si dice. Che bella immagine. Scusate, vorrei ricordare che la pastorizia in Veneto è nata con la pecora, con l'agnello, con il monton, con la pede monton, gli faceva gli otri per portare il vino in montagna. Dopo si arriva la vacca e tutto quello che va drio. Sicché è il formaggio, scusami, l'invenzione di monaci che ga incaglià. Adesso dire pecorino e dire il formaggio nostro è una roba grossa. Però insomma Ma quindi tu non usi il calcio?
cioè, no. No, no. Siccome la giuria è veramente imparziale, perché chi che non vota per me che taglia gambe, logicamente. No, la sfida è questa, però per dirti anche il pepe. Cioè il pepe non è un'esclusiva del sud, il pepe è una Roma, nata in Veneto, che vino il somaco, cioè questa panoccia rossa piena di, scusate che parlo veneto, ma e che insomma il pepe è una ditta agricola a Mestre che fa pepe. Sicché se voi altri imparare a usare, se non imparare a usare il pepe freschissimo, cioè proprio profumato, che roba è che in Veneto il pepe sul risotto è il non più ultra, no? E ora dico, che sonto il formaggio che non è, che sonto un pepe bello fresco e vediamo chi ha visto insomma. Arrivano i secondi. Coda alla vaccinara. E voilà, signori, questa è la coda alla vaccinara. E ti si apre il sorriso. Sì, perché si chiama la vaccinara? Perché è dedicata ai vaccinari, che erano praticamente i macellai dei nobili, i quali venivano poi ricompensati col quinto quarto, quindi coda, interiora, ecco. E il segreto di una buona vaccinara è sicuramente il sedano e, udite udite, il cacao. Il cacao perché? Perché una volta le bestie erano più allo stato selvatico, no? Quindi avevano un gusto molto forte. Il cacao smorzava quel gusto forte, il sedano, fondamentale nella coda vaccinara, addolciva e quindi diciamo risultava un piatto dopo 4-5 ore di cottura molto più gradevole al palato. Insieme alla coda non possono che non mancare le puntarelle. La questione del cacao qui dentro, voglio dire, voi prendete un pezzo di carne di cervo, di capriolo, di vacca vecchia, non riuscite a farlo venire buono, metteteci dentro una puttina di cacao. Ma questo c'è un'unità, No, sì. ma è stranissima questa cosa qua, perché è una ricetta asburgica, cioè i tedeschi, ti ricordi una volta l'Ava e Garda che mangiava i spaghetti col cacao? Questa è una stronzata, però il cacao, se guardi che metti fondente, amaro, nelle dosi giuste di amaro, dà sapidità, perché una volta il cacao era considerato una spezia sapida. E dopo, voglio dire, siamo amici, molto amici. Luca porta su le puntarelle e mi il tarassaco, c'è il pissacan. Che questo qua le sta raccolto, capito? Ancora le devo andare in gaio, cioè le devo fare il fioretto. Chi la vince sta portando qua? Beh, sicuramente perché no. L'importante è crederci, sempre. No, ma è sicuro c'è Pissacan e Coa al Veneto, giusto? Secondo. L'abbacchio. Poteva mancare. No. Abbacchio alla romana. Ecco. Guarda. E qui c'è un segreto. Qui c'è il segreto è la materia prima. Esclusivamente agnelli da latte, cresciuti nelle campagne romane, quindi non allevati a mangime ma solamente a foraggio e erbe di campo, e naturalmente non si può chiudere una cena romana senza i carciofi alla romana. Sono i primi questi. Sono i primi, sono i fioroni. Bene, che se vergognano un po' sta vicino al tarassaco di... Però insomma dai, Giannico per piacere, grazie. Quello, secondo Valdi, quello è abbacchio. Mi dai una mano, voglio raccogliere un po' di ma fondo ti di che poco cottura da ridere, dell'abbacchio. te che per fare poco da la ridere salsa in per questa dopo. situazione qua. Sì, vieni. Cioè, scusa, ma Se mi tieni adesso questa, non stai scandalizzarvi, ma la testa gliela lascio, mi non so buon parlare italiano, Stefano. Esprimiti veramente. No, mi la testa che asso perché fa il puccetto, la fa il gusto buono. Però guarda, cioè, qua che sei, spy, cuiate, mi sono ustionato un guarda dito. i costini, ma senti, ascolta, guarda Stefano, guarda, si scioglie in bocca. Ok, grazie. Questo è un cavretto,
perché vedi gli ossi. Lei è un cavaretto, cioè, a Bacchio è un agnello da latte. Non ho Il capito. cavaretto è il cavaretto, è un agnello che le è diventato come accompagnamento. Questa è un po' una nota dolente perché altre mame le famo con l'olio, l'uovo e che facciamo così. Lui invece cucina. Dopo noi mame, sì, sì, però queste sono mame, questi sono i fiui. Vince il confronto secolare. Luca! Sì, non sto a dire niente, Ormai mi è scappato. Beh, però al di là del risultato, quello che conta è la bellezza di stare insieme, no? ma certo, di quello che ne ho bisogno, di quello. Dopo, Perché l'hai voluta questa sfida? perché ho bisogno di confrontarmi sempre con gente, con amici, con colleghi, ho sempre bisogno di stare sul pezzo. E sta roba qua mi fa dormire e allora mi piace, vuol dire che siamo. Sono tutti lo stesso. Vuol dire che ci siamo già invitati per la prossima Prossima edizione. volta. Prossima volta magari cucina veneta. Veneto, Così sono par condicio. vedremo. Grazie Stefano. Grazie anche a Luca, complimenti che... Eccolo qua. Stefano. Grazie a Luca, complimenti. 22 figa, 22. Un applauso a tutti. Grazie.